come la conquista di un grande giro per la prima volta da parte tua, quindi di un sardo. Sì. Due grandissimi campioni riuniti su questo palco, due numeri uno in assoluto, due scalatori. Max, come vedete, è uno che non disdegna nella preparazione per le sue imprese la bicicletta, anzi fa i mountain bike, va anche su strada. No, ti ringrazio innanzitutto per il libro che celebra la tua impresa e ti faccio veramente complimenti. E complimenti anche da parte di Fabio Aro. Max, grazie per essere stato qui con noi, in bocca al lupo per il tuo progetto di scalare l'Everest, di portare la Sardegna e i Quattro Mori sul tetto del mondo. Sappiamo che hai bisogno di sostegno, quindi lanciamo anche da questo palco un appello, mandiamo Max Caria in cima all'Everest, portiamo la Sardegna sempre più in alto. Grazie intanto Max per quello che hai fatto. Grazie a voi. Stavo pensando che mi sa mi chiedo la residenza a Villa Cidro, visto il calore della gente. Non è male qui, questa piazza non è male, l'abbiamo già detto l'anno scorso, non è male.